Direttore, inizia tu. No, tu devi iniziare. Dacci saluti. Buonasera a tutti, benvenuti, sia a chi è qui presente all'Ex Reggio, sia a chi ci segue in streaming, perché la conferenza di oggi sarà trasmessa in streaming. Abbiamo ripreso appunto con i nostri collegamenti anche da remoto. L'evento che fra poco inizierà fa parte del ricco programma di Euterpe, un progetto che è stato finanziato dalla Direzione Generale Spettacolo, che prevede tutta una serie di iniziative musicali, principalmente perché si tratta di un progetto sullo spettacolo dal vivo, ma con tutta una serie di conferenze che siano collegate alla musica in tutti i suoi aspetti. In questa sala settimana scorsa Marcantonio Scano ci ha tenuto una ricchissima lezione sugli strumenti musicali nei retabili della nostra Pinacoteca e in generale nella pittura coeva. Oggi il tema è anch'esso strettamente legato al museo, perché il museo, come sapete, ha forse la prima raffigurazione di un suonatore di doppio flauto. Dopo la conferenza ci sposteremo presso il Museo Archeologico, dove alle 17:30 ci sarà uno spettacolo musicale, come potrete vedere anche dal programma diffuso sui nostri social. Quindi vi auguro un buon ascolto. Grazie. Anch'io mi associo ai saluti alle persone che ci stanno seguendo e che poi possono entrare nuovamente nei nostri social e scaricare le registrazioni adesso e tra 50 anni, perché di fatto stiamo costruendo un archivio sonoro e visivo molto importante a partire dai dialoghi del museo, non per oggi e neanche per dopodomani, ma nel futuro come si faceva nei luoghi delle muse, dove una delle cose più importanti nella nascita dei musei era la catalogazione, la registrazione, in modo che si tenesse memoria di quello che in pratica si conservava. Quindi Euterpe nasce con un percorso, quindi correggo alcune cose alcune informazioni date dalla stampa, ovvero le integriamo. È un percorso che comprenderà tutto il mese di agosto sostanzialmente. Nel mentre il giovedì 5, la prossima settimana, iniziano i dialoghi con una lezione di Paolo Inghilleri sui luoghi che curano. Anche la musica, anche i musei curano, perché quella ricerca che Venerdì di Repubblica ha pubblicato su quanto i musei, frequentare i musei sia stata una ricerca estremamente importante, abbia dato come esiti positivi il fatto che inerisce molto nei comportamenti delle persone. Mi chiedo se poi quelli che ci lavorano dentro, voglio dire, hanno lo stesso effetto. Certamente il personale di custodia sì, perché lo si vede esattamente cambiare e lo ammettono anche loro, perché sono a contatto con quella bellezza e appunto con le persone e gliela devono anche spiegare. Quindi Euterpe è su molti registri in questo momento, perché non è soltanto musica dentro il museo, ma è soprattutto quello di aver fatto, di incrociare i primi generatori di musica, che sono sostanzialmente i bronzetti nuragici nella rappresentazione, oppure Besse, oppure
il sarcofago delle Nereidi. La musica cosiddetta classica, che sarebbe la prima ospite del museo, in realtà è la seconda, la terza, quindi siccome c'è anche Giovanni Ugas e il professor Paulis qui e siamo stati allievi di Giovanni Lilliu, gli ho detto l'altro giorno nella riunione del Consiglio di Vigilanza della Banca d'Italia, ho detto a volte agli allievi riesce quello che ai grandi maestri non è riuscito a portare le Launeddas dentro il Museo Archeologico di Cagliari, oppure altre sperimentazioni no, di musica. E questo è estremamente interessante, questo tentativo che stiamo facendo, perché è un tentativo di legittimazione di ambiti che sono scivolati lentamente nell'etnocentrismo, nel folclorico, no? E sono usciti dalla sfera sostanzialmente del colto, nonostante le Launeddas oggi siano insegnate in un ambito accademico, sempre però in quella dicitura che è la musica tradizionale che io rinnego e rigetto. Vicino a me Franco Masala, perché questo progetto l'abbiamo concepito insieme con il dottor Musculino, io e Franco Masala. Io per ragioni necessarie divento anche molto più operativa in alcuni momenti, perché il segreto di questo museo autonomo è chi vuole va, come diceva il professor Barrecca, chi non vuole manda, e io vengo da una scuola che va e fa anche le commissioni se è il caso di farlo quando è necessario. Quindi quest'aula dove noi siamo tra qualche settimana sarà dedicata a Ferruccio Barrecca, quindi l'annuncio già da adesso, perché sostanzialmente stiamo seguendo un percorso di riconoscimento delle genealogie. Quindi Euterpe è un luogo di riconoscimento di genealogie. Le avete viste all'ingresso, tutte ben lì messe, erano tutte buttate, stugiate nei sottani, dal ritratto di Alberto La Marmara a Giovanni Spano, senza il quale noi, a dir la verità, non saremmo qui. E il grande lavoro che Luciano Carta sta facendo ce lo sta restituendo come intellettuale, soprattutto. In fondo gli antichisti sono degli intellettuali che è vero che per mestiere si occupano di cose antiche, e ripeto la frase di Ranuccio, Bianchi Bandinelli, perché sono ossessionati dalla contemporaneità e non sanno come camuffarla questa ossessione. E allora praticamente si rivolgono al mondo antico. È una frase bellissima per certi aspetti e l'abbiamo visto nella vicenda di Cristian Greco, che stamattina mi ha mandato un bellissimo messaggio quando gli ho mandato i pezzi di Gavino Murgia e di fatto si è quasi commosso dicendo per tutto questo che noi stiamo facendo zitti zitti, no? Cioè senza grandi, proprio perché è un percorso estremamente importante che, lo annuncio, vedrà tra un po', insomma, io ho un po' accennato a Gianni Ugas l'altro giorno, una discussione anche su un altro aspetto che non è soltanto la musica, di cui oggi Giulio Paulis, che ringrazio infinitamente, ci parleranno dello strumento principe, quell'archetipo. Ecco, inizieremo a parlare di un altro archetipo, proprio tenuto sempre lattamente, e che è la lingua. Cioè il linguaggio, la musica è un linguaggio, è stato estremamente importante, ha prodotto cultura materiale. Vediamo l'altro percorso che faremo tra non molto. Quindi sarete informati attraverso i social, ma anche del museo, ma attraverso tutte le relazioni che abbiamo su tutte le iniziative che saranno copiose. Domani mattina Franco Foi si esibisce nel museo, ma non c'è bisogno, se volete venire venite, altrimenti, perché la cosa importante è che chi entra dentro un museo trovi improvvisamente delle persone che suonano. Questo, quando mi è capitato al British o al Louvre, mi aveva molto impressionato. La gente circolava e delle persone suonavano, altri recitavano, e così anche Lia Careddu, che è qui stasera, un giorno la troverete che farà una performance con altre persone che non vi anticipiamo, e via discorrendo. Detto questo, cedo la parola a
Giulio Paulis, che per noi tutti è un riferimento, come dire, si direbbe in altro contesto, irriducibile per quanto riguarda la glottologia, che rimette sempre le cose a posto, che evita anche quelle derive assonantiche da cui siamo spesso, come dire, oppressi e asfissiati. E poi chiude Susanna Paulis, che fa della passione antropologica il suo mestiere attuale, augurando. C'è qualche problema lì? Mi scusi? C'è qualche problema? No. No, sentivo questo, voleva chiedere qualche cosa? Ah no, ecco, perché mi sembrava che stesse parlando, no, che volesse chiedermi qualche cosa, avevo inteso male. E quindi mi taccio a Giulio la parola. Possiamo mettere. Bene, grazie, buonasera a tutti. Forse ecco, sì, grazie. Va bene. Allora, considerando dal punto di vista storico-culturale le denominazioni delle Launeddas, mi propongo di tracciare brevemente la storia di questo strumento sia nei suoi rapporti con le altre culture antiche del Mediterraneo, sia nelle articolazioni culturali rilevabili all'interno della Sardegna stessa. Questo strumento ha una profondità storica eccezionale di quasi 3 millenni. Infatti abbiamo da parlare subito di uno bronzetto figurato nuragico, variamente datato all'interno della prima metà del primo millennio, che in stato di evidente eccitazione sessuale e in totale nudità, a parte un copricapo a calotta, suona uno strumento a fiato. Uno strumento a fiato che consta di 3 canne, una la più lunga sostenuta con la mano destra e le altre 2 con la sinistra. Queste ultime erano quelle con le quali si suonava la melodia, mentre quella più lunga corrisponde al tumbu, cioè al tubo sonoro che dà la nota di pedale nelle Launeddas. La notizia del ritrovamento di questo bronzetto fu data dal Taramelli nel 1907, proviene da Itiri e il Taramelli, non avendo una competenza specifica nel campo della orgonologia musicale, credette inizialmente che si trattasse di uno strumento a 2 canne, perché quelle sostenute con la mano sinistra sono unite, attaccate l'una all'altra. Ma poco tempo dopo, nel 1913, intervenne il Fara, che era uno specialista di musicologia, il quale si rese conto che si trattava invece di 2 canne distinte, ma tenute unite l'una all'altra, e che quindi questo strumento poteva essere assimilabile alle nostre Launeddas. E quindi diciamo che le Launeddas hanno una storia molto lunga. Oltre che virilmente molto dotato, questo suonatore partecipa anche delle grazie femminili con un paio di vistose mamelle, come si può constatare facilmente. Si pensa che eseguisse la sua musica per l'accompagnamento di danze all'interno di riti di fertilità e di fecondità. Ciò detto, è opportuno chiarire un particolare.
spesso ne parla frequentemente si legge delle launetas come di un flauto a 3 canne. Questa definizione ormai è di uso comune e bisogna dire che in Sardegna ha una tradizione abbastanza antica, perché già in età spagnola il suonatore di launedas era qualificato come flautero. Però dal punto di vista organologico è fuorviante ed ha fuorviato chi si è impegnato nel tempo a trovare la spiegazione dell'origine di questa parola. Perché pur essendo i flauti e le launedas strumenti a fiato, tuttavia appartengono a 2 classi differenti. Il flauto è uno strumento a fiato a suono di taglio, come si dice specificamente in termine tecnico, mentre le launedas sono un aerofono ad ancia battente. Tanto per intenderci, ecco, su Pipiolo solitu è un flauto. Vedete che nella parte superiore, che si chiama becco ed è chiusa, è a bocca zappata come si dice, poco sotto è presente un'apertura, una finestrella e il bordo della parte inferiore della finestrella è affilato, sicché il suonatore quando esegue la musica dirige il fiato contro il bordo affilato e si crea quindi una successione di impulsi che muovono l'aria che si trova all'interno del tubo risuonatore e in questo modo si crea il suono, la cui qualità ne cambia a seconda dei fori digitali che vengono coperti durante l'esecuzione. Molto diversa è invece la struttura e quindi anche l'esecuzione di uno strumento ad ancia vibrante. Questi strumenti funzionano in modo simile alla voce umana e mi sembra di poter trovare un'esemplificazione migliore di questa, perché i greci, che avevano uno strumento simile alle launedas dal punto di vista proprio del funzionamento intrinseco, e cioè della presenza delle ance vibranti, l'avevano capito molto bene, come vedremo in seguito. Ecco qui le corde vocali. Le corde vocali sono 2 membrane, piccoli muscoli a forma di labbra situate nella laringe. Possono assumere 2 posizioni fondamentali. Come vedete nella raffigurazione a sinistra le corde vocali sono aperte. Questa è la posizione che esse presentano quando si respira senza la presenza della parola. Nell'altra immagine invece vedete che le corde vocali sono accostate l'una all'altra, sicché quando nella fase espiratoria della respirazione sono investite dal flusso dell'aria, entrano in vibrazione. Questa vibrazione produce il suono, che viene modificato nella sua qualità dalle diverse configurazioni che può assumere, funzionando come cavità di risonanza, la cavità orale. Cioè, quando pronunciamo la vocale I, tanto per fare un esempio, la lingua è portata in avanti, minima è la distanza tra il dorso della lingua e la volta del palato, le labbra sono ritratte all'indietro. E allora l'esito che si ha di questa configurazione è appunto il timbro della vocale I. E quando invece pronunciamo la vocale U, la lingua è portata sollevata verso la parte posteriore del palato, cioè il velo
del palato, le labbra sono spinte in avanti e arrotondate, quindi c'è una diversa configurazione, il risultato è la vocale U. Qualche cosa di molto analogo accade in uno strumento musicale, perché a seconda dei fori digitali che vengono coperti cambia la forma del tubo risonatore, la lunghezza del tubo risonatore e cambia la qualità del suono. Quindi le launeddas funzionano come la voce umana in buona sostanza, così come funzionava da l'os greco, che aveva una doppia membrana, una doppia ancia, proprio come le corde vocali, erano accostate tra di loro e il flusso d'aria del suonatore le poneva in movimento. Benissimo, ciò chiarito, vediamo quante tipologie di questo genere di strumenti musicali sono presenti in Sardegna. Quella più semplice è drumbite forrani. Che cos'è questo? È semplicemente uno stelo secco di avena che nella sua parte superiore presenta il nodo e quindi è chiusa, e in cui per mezzo di un temperino viene escissa un'ancia, no? Una linguetta, lo vedete proprio subito, vedete il nodo. Questa viene imboccata completamente, il soffio del suonatore la fa vibrare e emette un suono. Naturalmente senza nessuna modulazione, perché non ci sono fori digitali. No, non è nient'altro se non lo strumentino effimero vegetale di cui parla Virgilio nelle bucoliche, nella prima delle bucoliche di Virgilio. Cito direttamente la traduzione: tu Titiro, poi vedremo anche il testo latino per una ragione ben chiara, tu Titiro sdraiato sotto l'ombra di un frondoso faggio intoni con un esule cannuccia di avena una melodia silvestre. Bene, dello stesso tipo, ma un po' meno effimera, è questa trombita perché è realizzata con la canna e quindi un materiale meno fragile. Però il funzionamento è lo stesso, c'è sempre il nodo che nell'estremità superiore chiude il tubo risuonatore, vedete chiaramente la linguetta che viene scissa per mezzo di una lama affilata, viene naturalmente realizzato il foro di insufflazione e poi l'estremità inferiore è aperta, per cui l'aria può defluire. Ecco qui, vedete come viene realizzata l'escissione dell'ancia, che viene sollevata, e qui trovate una sezione longitudinale del cannello con l'ancia in posizione di riposo. Il funzionamento è questo: in posizione di riposo l'ancia è un po' sollevata, quando viene investita dal flusso d'aria emesso nella fase appunto di realizzazione del suono musicale, l'ancia si abbassa, però la forza di richiamo delle fibre elastiche all'attaccatura dell'ancia la sollevano nuovamente. Il flusso d'aria però è continuo e quindi l'ancia si abbassa ancora una volta e così tante volte sino a che si produce il suono. Ecco, andando sempre verso una maggiore complicazione della realizzazione di uno strumento ad ancia battente, come appunto è il nostro caso, dell'Eronese, troviamo le benas. Allora, bisogna dire che questo strumento è stato individuato e quindi portato a conoscenza degli studiosi, documentato anche graficamente da Giovanni Dori in età abbastanza recente, cioè nel 1976. Ecco, prima non si aveva conoscenza documentatamente dell'esistenza di strumenti di questo tipo. Quindi abbiamo sempre a che fare con un cannello
con un cannello di canna, insomma in buona sostanza, dove vengono praticati tre fori e poi lancia e scissa direttamente sulla canna. Vi sono delle benas doppie. L'area di attestazione di questo strumento è la media valle del Tirso. Ecco, vedete che sono unite due canne, una più lunga e l'altra invece provvista di fori più piccola. Di solito le dimensioni variano tra i 12 e i 15 centimetri e una trentina di centimetri, non di più. Ecco, la canna più lunga non ha fori perché dà soltanto la nota pedale, cioè la nota grave di accompagnamento, la nota di bordone, come si dice appunto. Questi strumenti sono suonati con la tecnica della circolazione continua dell'aria, no? Cioè il fiato continuo o respirazione circolare, come si dice. In buona sostanza il suonatore inspira l'aria, cioè introduce nei polmoni l'aria soltanto attraverso le narici e poi continuando sempre a respirare con le narici e mai con la bocca, espelle l'aria senza alcuna pausa, senza alcuna interruzione, continuativamente nello strumento. Occorre quindi per fare questo un grande esercizio, si impiega la cavità boccale in pratica come serbatoio d'aria, come deposito d'aria, che svolge la stessa funzione della sacca delle cornamuse in buona sostanza. Questo comporta la necessità di un addestramento non sempre immediato, alcune pubblicazioni parlano di 10 anni, forse esageratamente, ma in ogni caso c'è una spiegazione del fatto per cui a scuola, sin dai primi anni delle medie, si mette in mano a un ragazzo un flauto e non una launedda, perché chiunque riesce a cavare una nota da un flauto, perché sarebbe come soffiare dentro una bottiglia, non c'è nessuna differenza, mentre per suonare una launedda occorre impadronirsi di una tecnica notevole, per cui i suonatori della launedda si esercitano in questo modo, cioè attraverso una cannuccia che viene inserita dentro un bicchiere, una tazza piena d'acqua, inspirano l'aria con le narici e poi la espellono attraverso facendo gorgogliare l'acqua. E questa tecnica praticata qui in Sardegna è praticata pure dai suonatori di oboe egiziani attualmente. No? Intanto per fare dei confronti con le altre culture musicali. C'è da dire ancora a proposito dell'ancia di questi strumenti che è liberata dalla corteccia, quindi viene tolta in pratica la corteccia lucida, no, della canna, viene sgrossata, appiattita e resa sottile. Quindi si tratta di un'ancia abbastanza rozza, perché, come spesso accade, per un motivo o per un altro, per un abbassamento della temperatura o perché a furia di insufflare lo strumento si inumidisce, eccetera, c'è un abbassamento del tono, non è possibile rimediare a questo inconveniente, bisogna o cambiare il cannello contenente il lancio o buttare lo strumento e rinnovarlo. Però diciamo che
i suonatori che ne si servivano, perché oramai è desueto questo strumento, non facevano gran caso a questo, non badavano neppure all'eleganza dello strumento, non si preoccupavano neanche così di un accordo perfetto, perché a loro interessava più che altro dare un ritmo al ballo. Non era uno strumento professionale in buona sostanza. Si noti anche che i fori sono rotondi e ottenuti per mezzo di un ferro rovente con cui si forava appunto la canna. Bene, guardate appunto questa canna doppia e ora osservate questo strumento che è un argul che è del tutto simile alla bena doppia che abbiamo visto prima, perché ha una canna con i fori digitali per l'esecuzione della melodia e un'altra più lunga per la realizzazione della nota pedale, della nota di accompagnamento. Quindi strutturalmente non c'è nessuna differenza, assolutamente. Si considera anche quest'altro strumento, che è la tsumara, continuatore moderno, usato ancora dai fellain egiziani, dei clarinetti dell'Egitto antico, no? È formato con due canne che sono tenute unite l'una all'altra, vedete, ci sono 5 fori, anche questi sono dei fori tondi, e come viene suonata questa? I fori sono simmetrici e quindi non danno una melodia doppia, diciamo così, non c'è la possibilità come nelle launeddas, per cui una canna mancosedda sviluppa una melodia e sa mancosa un'altra. No, qui con lo stesso dito si coprono i due fori simmetrici e quindi c'è soltanto un rafforzamento del suono. C'è soltanto un rafforzamento del suono. Non sappiamo naturalmente quale fosse la situazione delle launeddas suonate dal nostro musicante nuragico, però dal punto di vista morfologico, nulla vediamo dei fori eccetera, comunque queste due canne ne somigliano moltissimo alla tsumara che ha fatto vedere prima. Va bene. Passiamo adesso alla etimologia di questa parola bena di cui abbiamo parlato. Ecco, quando si fecero le inchieste per gli atlanti linguistici, quelle svolte da Max Leopold Wagner tra il 1925 e il 1927 e quelle svolte tra il 1931 e il 1933 da Ugo Pellis, non si aveva conoscenza delle benas di cui ho parlato. Si aveva conoscenza soltanto, sotto trovate indicate le località censite all'interno di una rete di 108 punti di inchiesta dell'Atlante linguistico italiano, quello più recente, le inchieste di Pellis, nel Montiferru, in Planargia, nel Baricado, in località come Milis, Bonarcolo, Santo Lussurgio, Tres Nuraghes, Bose e Busacchi, mostrando la fotografia, l'immagine delle launeddas, l'inquisitore, cioè il Pellis, aveva come risposta benas. Benas, va bene. Allora, l'etimologia di questo benas è avena, quella di cui abbiamo visto prima, Virgilio Bucoli, che titri tu patulere cubanso puteghi benefagi silvestrente nui musan meditaris avena. Allora, questo era un cannello secco, era uno stelo secco di avena e quindi era quello strumentino effimero di cui abbiamo parlato all'inizio, no, che originariamente indicava appunto lo strumentino vegetale,
che una volta suonato poi doveva essere buttato via perché non serviva più a nulla, che passa a indicare prima le Benas doppie di cui abbiamo visto prima, no? Che sono uno strumento poco perfezionato, poco professionale rispetto alle launeddas campidanesi professionali, e quindi si spiega come un termine quale avena, che indicava la cannuccia di avena usata dai pastorelli per passare il tempo, potesse essere impiegata per denominare uno strumento più evoluto, ma sempre di rango inferiore rispetto alle launeddas professionali. Bene, e poi è passata a indicare le launeddas vere e proprie. E poi vedremo anche come mai si è verificato questo passaggio. Comunque, ora arriviamo alle nostre launeddas. Le launeddas non mi soffermo più di tanto perché suppongo sia ben nota la struttura di questo strumento musicale a fiato. Constano di 2 canne, sempre si usa la canna palustre, anche se diciamo si fa uso di canne di diverso tipo, magari accennerò qualche cosa in seguito. Allora, la componente che viene sostenuta dal suonatore con la mano sinistra è composta dal cosiddetto tumbu, che è la canna lunga, che ha anche un diametro più grande rispetto alle altre, ed è priva di fori digitali, e dalla nota pedale, come abbiamo visto nelle launeddas, come abbiamo visto nelle Benas doppie, e nell'Argul non c'è un foro digitale. E poi abbiamo la Mancosa, che è l'altra canna unita, che presenta invece 4 fori digitali più un quinto più verso l'estremità, che serve per l'accordatura. Notate un particolare, e cioè che a differenza delle launeddas che hanno dei fori circolari, dei fori rotondi, no? Invece le launeddas hanno dei fori rettangolari, ed è caratteristico delle launeddas. Come mai il foro rettangolare? Il foro rettangolare perché il suonatore di launeddas, per mezzo di un po' di cera vergine, può coprire parte del foro, quindi modifica in pratica la forma del tubo risuonatore e sistema la tonalità delle cose. Quindi diciamo che ci troviamo a un livello più evoluto rispetto alle Benas di cui abbiamo parlato prima, meno professionali. E poi la canna più piccola, che si chiama mancosedda o destrina, perché viene sostenuta con la mano sinistra, che ha sempre 4 fori rettangolari per il suono della melodia, più il quinto che sarrefino, come si dice, serve per l'accordatura. Ecco, vedete come vengono sostenute queste canne e come vengono suonate dal suonatore. Ecco qui invece la sagavizzina. Sagavizzina è in pratica il cannello che viene inserito nelle canne e che contiene la linguetta, che contiene quella che si chiama linguazzo, cioè lancia vibrante. Vedete come si faccia un ampio uso della cera vergine. Qui sono ritratte la linguetta del tumbu, che ha un bel po' di cera vergine sopra, e la linguetta della mancosa. Ebbene, qui l'uso della cera si spiega facilmente. Se si mette un po' di cera nella estremità libera della linguetta, questa peserà di più,
quindi vibrerà con più difficoltà e quindi nell'unità di tempo, a parità di forza di espirazione, compierà un numero di oscillazioni inferiore, il che determina la realizzazione di un suono più basso, più grave. Se si sposta verso sinistra un po' questa pallottolina di cera, si solleva un po' e quindi lo strumento è più perfezionato rispetto alle benas doppie o alle benas semplici che abbiamo visto precedentemente. La linguetta è diversa rispetto all'altra delle benas perché conserva la lucida corteccia della canna, la naturale convessità della canna stessa e tutto il suo spessore spesso notevole come nel caso del tumbu. Naturalmente in questo modo con queste tre canne viene realizzata una polifonia della caratteristica fondamentale delle Leonidas. Faccio notare che l'uso della cera per questi scopi non è presente nell'alos greco e neppure nelle tibie romane, ma è presente nella tsumara, cioè nel clarinetto dell'Africa settentrionale, che sino ai nostri giorni continua perfettamente il clarinetto che si chiamava Mehmet dell'Egitto antico. E quindi c'è un'altra consonanza, diciamo così. Bene, adesso vediamo la distribuzione geografica del tipo lessicale Launeddas. Inizio con il fare un'osservazione riferendomi alla parte più bassa di questa slide, cioè che gli autori dei secoli XVIII e XIX, cioè del Settecento e dell'Ottocento, che ci parlano delle Launeddas, no, non usano mai la forma Launeddas. No, il primo a parlarne è l'anonimo piemontese, un ufficiale che era venuto in Sardegna, scrive descrizione della Sardegna di quest'anonimo, pubblicata dal compianto Francesco Manconi nel 1985, la chiama Leonedda. No? E poi Leoneddas ancora nel Cetti, siamo nel 1676, Madao ancora più tardi Leonedda, e tutti così, insomma. In buona sostanza non c'è autore di questo periodo che ne usi il termine Launeddas. Nel dizionario sardo-italiano del canonico Spano troviamo Liuneddas. Liuneddas. Questo è interessante dal punto di vista perché se si vuole andare a trovare l'origine bisogna basarsi sulle forme più antiche e non su quelle più moderne, come erroneamente è stato fatto. E queste sono le forme più antiche. E l'antichità di questa variante è dimostrata dal fatto che essa risulta presente nelle aree laterali, nelle aree marginali della Sardegna, perché troviamo Leoneddas a Gairo, Seiù e Scalaplano, Leoneddas a Villagrande e Strisali, Leoneddas a Narcao, Domus Novas, cioè all'estremità occidentale e all'estremità orientale. Queste sono le aree laterali più conservative. L'innovazione avviene al centro con la forma Launeddas, che non è la più antica assolutamente, ma è stata assunta perché la variante in uso a Cagliari, il Porru nel suo dizionario nel sardo universale, ma in pratica campidanese, dove codifica in pratica il campidanese sulla base della forma cagliaritana, registra Launeddas e quindi di Launeddas tutti quanti prendendo il dizionario del Porru hanno continuato a parlare. Però diciamo che la norma che segue normalmente chi esamina dal punto di vista storico-linguistico le cose porta a un altro risultato. Allora,
Avete visto prima come il funzionamento di questi strumenti sia simile alla voce, alla produzione della voce umana. E questo era ben presente, questo particolare era ben presente al mondo antico, ai greci, no? Che chiamavano lancia glottis, glottis che significa linguetta, Abbiamo visto la glottide, che è lo spazio, noi chiamiamo glottide lo spazio circoscritto dalle corde vocali. Eschine, accennando a Demostene, il quale cercava di screditarlo con parole belle ma false, dice: se gli togliete la lingua come a un aulosso, il resto è nulla. E Aristotele escludeva l'uso delle launeddas nelle istruzioni dei bambini perché si riteneva che se imparavano ad usare la lingua delle launeddas poi non usavano la loro. Questa è la sua. E si noti anche che lancia vibrante è chiamata linguazzu, è il nome che danno a questa. Quindi in latino lancia delle tibie si chiama ligula. Ligula. Il diminutivo di ligola è ligulella, no, ligulellas. La consonante interna, quella la chiamo come scritta G, ma non è questa naturalmente la sua denominazione in termini tecnici, cade regolarmente in posizioni intervocali, che poi abbiamo liulellas. Da liulellas, liunellas per dissimilazione, e da questo liuneddas. Questa è le cose. Allora, questa dissimilazione, questa parola latina è continuata anche in un'altra lingua romanza, il catalano, dove tuttavia la dissimilazione avviene a carico della prima delle L che si susseguono. Per cui da ligulella si ha leulella e poi neunella, che è il nome dell'ugola. È il nome dell'ugola. Bene, quindi questa è in buona sostanza l'etimologia. È l'etimologia della cosa. Bene, le launeddas in Ogliastra, e qui vedete indicati i nomi, sono chiamati bisonas, bisonas, bisones, bisones, bisunas, eccetera. Questa denominazione continua in latino bisonus, che significa di due suoni, a due suoni. Le launeddas hanno tre canne, non hanno tre suoni, questi li chiamano però bisonas, come per due suoni. Bene, perché? Perché c'erano le benas, quando i romani lì arrivarono lì, incontrarono l'uso dello strumento più alla mano, diciamo, le benas in buona sostanza, non lo strumento specializzato usato dai suonatori professionisti che troviamo nelle Campidano con l'uso dell'aceto e tutte le altre cose cantanti. Allora, vedete, nella chiesa di San Bachisio di Bolotana c'è una formella nel XVI secolo che ritrae il suonatore di uno strumento a fiato, in costume spagnolesco. Questo suona uno strumento a due canne, ha le guance gonfie come quelle di un suonatore di launeddas, tant'è che si dice trempas del suonatore di launeddas. I fori sono rettangolari come quelli delle launeddas. Ha sulla destra un contenitore simile a su stracasciu, vedete qui nel suonatore delle launeddas, in cui vengono conservati diversi concertos, come si dice, e quindi abbiamo. Ora vi faccio osservare la posizione delle mani del suonatore di launeddas. Vedete che copre i fori digitali non con il polpastrello, ma con la falange media. Ebbene, la stessa modalità di esecuzione l'abbiamo in Egitto, nell'Egitto antico. Vedete qui come viene suonato l'obo e il clarinetto da queste due, da questa
oboista, queste sono le tibie romane, ancora lo stesso, e questo è l'aulos greco, vedete le mani sempre le gote gonfie. Torniamo ancora all'immagine che abbiamo visto prima, e non è sfuggita agli storici dell'arte, non è sfuggito il particolare che questo suonatore è nel ritratto mettendo bene in evidenza i genitali. È particolare non casuale perché anche il suonatore del pipiolo e tumbarino, che si trova sempre nella stessa chiesa e che fronteggia il nostro suonatore di strumento a due canne, è ritratto sempre evidenziando la sessualità, diciamo così. Quindi evidentemente c'è un filo rosso che da epoca antica, ricordate il nostro suonatore di Launeddas del bronzetto che mostra tutta la sua virilità, che continua a persistere. Che fine hanno fatto questi Leonelli da altre parti? Sino a poco tempo fa si pensava che ci fossero documentati strumenti a 3 canne di tipo ancia nelle cantiche di Santa Maria, come vedete qui una miniatura del III secolo. Ebbene, recentemente sono state individuate varie altre presenze in Irlanda, in Scozia, ancora in Inghilterra. E qui c'è un chierico, un monaco, suonatore di aerofono, tricalamo, del 914 a.C. in Irlanda. Ancora qui vedete un salterio anteriano, ragazzo che suona un aerofono tricalamo di fronte a un suonatore di strumento ad arco del 1170, e qui ancora un'altra di questo tipo. Evidentemente anche altrove erano usati strumenti simili, però mentre ovunque si è perso l'uso la capacità di suonare questi clarinetti tripli, diciamo così, questa è rimasta in Sardegna ed è una cosa straordinaria. Bene, ho terminato. Allora, ritorniamo alla chiesa di San Bachisio di Bolotana, di cui mio padre ci ha parlato poc'anzi. Troviamo uno strumento molto simile alle launeddas, quale accompagnamento musicale del ballo sardo. Troviamo infatti all'interno del San Bachisio di Bolotana 2 bassorilievi nei quali le figure antropomorfe si tengono per mano come nella tradizione coreutica sarda. Non possiamo dire se sia un ballo monostrutturato, cioè che mantiene la sua forma dall'inizio alla fine, un ballo tondo per dire, o bistrutturato, un ballo tondo che poi cambia disposizione e si apre in riga o in fila. Ma dovette trattarsi sicuramente di un ballo data anche la presenza contestuale delle 2 formelle. Eccolo il suonatore dello strumento a doppio calamo, del quale si è parlato poc'anzi, e di un suonatore di piffero e di sulittu e tumbarino e il tamburello.
Quindi gli usi delle launedas, anzitutto accompagnare il ballo. E il ballo è un elemento culturale che ha accumulato su di sé vari sincretismi, il più lampante dei quali ci è riferito nel 1550 da Sigismondo Harker. Si ballava dentro le chiese. Si ballava dentro le chiese e questa pratica non ben accetta dalla Chiesa, tanto che troviamo traccia della condanna da parte delle autorità ecclesiastiche nei documenti sinodali, fu dura a morire, resistette, come molte tradizioni osteggiate dalla Chiesa, a tal punto che ne troviamo testimonianza alla fine del Settecento nel resoconto di viaggio di un viaggiatore, Joseph Fuos, nel suo resoconto pubblicato a Lipsia nel 1780. Velocemente, il ballo è accompagnato dalle launedas precisamente in quali zone della Sardegna? Nella zona meridionale e nell'Orisanese. Questo acquarello di Simone Manca di Mores in provincia di Sassari, all'accompagnamento, se guardate qua in alto, dei tenores, cioè è un accompagnamento in cui la polifonia dello strumento, la launedda, è sostituita appunto dall'insieme polivocale delle voci dei 4 tenori. Così anche in questa incisione di Voulier troviamo i tenori. Invece qua mi sposto a Cagliari. Come faccio a dire che sono a Cagliari? Non solo perché questo dipinto è stato attribuito a Raffaello Arui, pittore cagliaritano. Qua abbiamo un ballo in riga, abbiamo lo su Stracasciu poggiato al centro per terra, con il resto di suo concerto. Prima abbiamo visto la formella col suonatore che lo portava in spalla. Posso dire che ci troviamo a Cagliari perché a destra troviamo una figura di miliziano e un abito che costituisce parte del complesso vestimentario del Sapanettera, una tipica figura cagliaritana. La penultima figura che trovate sulla sinistra, la figura femminile, ci fa comprendere che ci troviamo nel contado di Cagliari, perché indossa su Vroccu de Gonca, che è un finimento, che è un ornamento, un accessorio al contempo pratico ed estetico, in velluto e ciuffi di canottiglia, che veniva utilizzato per legare si scoffia e mantenerla salda, e al contempo si intravedeva dal velo. E tutta la gioielleria, poi varie file di cannacas e sughettau ci riportano alla sovrabbondanza meridionale della gioielleria. Ma l'accostamento ballo-launedas è documentato dai viaggiatori anche per un altro motivo sul quale io mi voglio soffermare specificamente in questo breve discorso, sul carattere proprio delle launedas, sulla potenzialità delle launedas, come sosteneva Valéry, altro viaggiatore, nel 1837, di potenziare la sensorialità, aumentare l'impressione dei sensi e di produrre un effetto magico. Ricordate questo effetto magico, perché mi ricollegherò alla fine, su chi ascolta. Non soltanto il ballo era accompagnato dalle launedas, ma le launedas accompagnavano, come ci riferisce accuratamente Bresciani, mi manca il tempo di esaminare punto per punto, accompagnava ma ogni momento del ciclo della vita, dal battesimo alle esequie, e ogni momento del ciclo dell'anno, tutte le feste calendariali. E inoltre poteva accompagnare anche delle attività del lavoro tradizionale, come la cardatura della lana, la vendemmia, la setacciatura del grano, eccetera. Va detto inoltre che le launedas accompagnavano anche i poeti estemporanei nel meridione dell'isola, accompagnavano la loro esibizione. Qui ho semplicemente delle immagini di suonatori di launedas che devo sacrificare nel corteo nuziale, banchetto nuziale,
musicale, accompagnamento nelle processioni. Da una parte abbiamo su Carradori e dall'altra parte il suonatore di Launeddas, in questa bellissima cromolitografia di Biasi. La ripetiamo a San Saturnino, non ti preoccupare. Ma andava bene. Va bene. Qui abbiamo in quest'opera di Tiole abbiamo esattamente la stessa associazione di strumenti che troviamo nelle formelle del San Bacchisio di Bolottana. Ma come veniva scelto e da chi veniva scelto? Perché si esibiva, dove si esibiva, quando si esibiva il suonatore di Launeddas? Veniva scelto da Sassarachia, cioè erano i giovani celibi che avessero raggiunto i 18 anni e che potessero quindi permettersi di pagare il proprio, diciamo, la propria parte per raggiungere poi il compenso definitivo del suonatore, che si aggirava fra i 30 e i 50 starelli di grano. Uno starello corrisponde a 50 litri, quindi era una signora retribuzione. Se qualche persona si infiltrava dentro il gruppo del ballo senza aver pagato la sua tassa, si buscava un bel po' di botte. Ma soltanto gli uomini, non le donne. Non le donne. Le donne fornivano una sorta di pagamento in natura, uova, pane e dolci, ma le donne che non avevano, che ballavano senza aver fornito la propria forma di pagamento venivano chiamate picciocas senza de goccoi. Quando ballavano in occasione si stipulava un vero e proprio sassarachia dopo aver scelto uno dei suonatori migliori sulla piazza, perché doveva essere bravo, stilava un contratto alla presenza di un notaio e si stabiliva se il suonatore si dovesse esibire per una stagione, per tutto l'anno, solo per gli festas no dias, eccetera, eccetera. Qui una foto di un suonatore famoso che ha rivestito anche un ruolo molto importante, Dionigi Burranca, a Porta di Lato, sta suonando in occasione di una festa del ciclo dell'anno, Sa Candelora, la Purissima, il 2 di febbraio, e porta appeso al fianco un fiocco e un ubani vintau, un ugoccoi vintau. L'uso del sugoccoi e del susanadori lo troviamo anche nel suonatore che apre il museo, il corteo nuziale, questo pane che appunto rappresentava, oltre alla retribuzione e il ringraziamento della sposa, prendeva anche il nome di sugoccoi della sposa. Come funzionava l'apprendistato? Perché poi i saperi vanno tramandati. Allora, visto che la retribuzione era buona, i giovinetti dagli 11 ai 14 anni si recavano a bottega a imparare presso il suonatore che svolgeva un altro mestiere. Fare il suonatore delle Launeddas rimpinguava lo stipendio di persone che solitamente erano barbieri o ciabattini o torronai, ma erano persone molto gelose dei propri saperi, perché nell'apprendista avrebbero potuto avere un prossimo rivale, e quindi cominciavano inizialmente il ragazzo, l'apprendista, prestava il proprio aiuto quotidiano al lavoro del maestro, al lavoro dei campi in particolare, aveva diritto a un'ora di lezione
al giorno. Piano piano poi si dilazionavano i tempi, 1 ora ogni settimana, ogni 2 settimane, perché sono stanco, perché c'è un sovraccarico di lavoro, e erano molto rari i casi in cui un suonatore ormai anziano prediligeva un proprio figlio erede di elezione, un figlio tra virgolette di elezione, per farne il proprio erede artistico. Erano frequenti anche le sfide fra i suonatori, si sfidavano alla presenza di una giuria di esperti, sia nel repertorio di Nodas che corrispondono a frasi musicali o nella sfida a fiato continuo, perché come vi ha spiegato papà, suonare la UNED era tutt'altro che facile, occorre molto fiato nei polmoni. Torniamo all'effetto delle Launedas, all'effetto sortito in chi ascolta. Allora, non ci deve stupire ciò che ha affermato Valérie. Producono un effetto magico, potenziano i sensi. Abbiamo una testimonianza in diretta di Emilio Lussu che nei vari dislocamenti della Brigata Sassari nella prima e nella seconda guerra mondiale si portavano le Launedas e si eseguivano delle suonate per animare i soldati, per incentivare lo spirito di coesione e il sentimento del coraggio. L'età dell'oro delle Launedas si colloca dall'800 agli anni 30 del Novecento. Abbiamo una parabola discendente che raggiunge il punto di massima criticità negli anni 60 e si spiega con i cambiamenti nella società sarda. Non si faceva più il ballo in piazza, arriva nei primi del Novecento la fisarmonica che permetteva di suonare con un'ampia gamma di tonalità anche il ballo civile e non doveva essere accordata con la cera e quindi insomma viene meno l'uso delle Launedas, che poi anche la Chiesa era contraria all'uso delle Launedas, povere Launedas, perché di che cosa venivano accusate? Che costituivano lo strumento che accompagnava il ballo e che questi balli distoglievano i fedeli dall'attenzione rivolta ai riti sacri, che il suonatore veniva pagato con laute cifre, mentre alla Chiesa venivano destinate elemosine molto contenute. Ecco, ci fu l'Episcopato sardo pose un divieto alle gare poetiche contestando come turbassero l'ordine morale pubblico con temi offensivi della fede e della morale. Ora, un'ultimissima cosa, poi si è avuta una ripresa con la scuola civica del 1982, ma io mi voglio concludere ricollegandomi alla relazione di papà, riferendovi in estrema sintesi una novella di Grazia Deledda che come dire, racconta l'effetto magico di questo strumento. È la leggenda di 3 fratelli, si colloca nel periodo in cui Grazia Deledda si dedicò alla raccolta di materiali demologici, cioè delle tradizioni popolari, e qui trascrive una leggenda popolare di tradizione orale. C'erano 3 fratelli poveri, orfani, che svolgevano il mestiere pastorale. Incontrarono 3 orgianas, 3 fate, e benché indigenti, quel poco cibo che possedevano vollero dividerlo con le fate. Le fate, colpite dal buon cuore dei 3 pastori, dei 3 fratelli, donarono ad essi 3 strumenti magici. Una tovaglia che se stesa imbandiva un lauto banchetto, un borsellino che se aperto elargiva denari in quantità e delle Launedas, uno strumento che vi tornerà utile.
La tovaglia e il borsellino cominciano a essere utilizzati e ad acquisire notorietà nella società e i tre fratelli vengono accusati di fatucherie e condannati a morte. Si svolge il processo, è chiara la condanna che sta per essere eseguita, hanno diritto a un ultimo desiderio. Il primo dei fratelli vuole offrire a tutti un banchetto e gli viene accordato, stende la tovaglia. Il secondo apre il borsellino, vuole fare un omaggio pecuniario. E il terzo chiede di poter fare un'ultima suonata con le sue launeddas. Comincia a suonare le launeddas e tutti, tranne i tre pastori, sono dominati in forma parossistica da una compulsione a danzare, non riescono a fermarsi e i tre ragazzi, scusate, possono scappare e si tratta un po' di una variante che ricorda in qualche maniera il pifferaio di Hamelin e tutti i flauti magici che nella versione basica la favola appunto tedesca è stata trascritta da parte dei fratelli Grimm. Infine Cetty, il naturalista, sosteneva che le launeddas realizzate con le ossa della coscia e dello stinco del fenicottero che costituivano un tutt'uno sarebbero state in grado di travolgere gli uomini a qualsiasi eccesso. Quindi abbiamo visto nel nostro excursus, che ho cercato di rendere il più veloce possibile, vari esempi di come il suono delle launeddas sia concepito come magico, in grado di sconfinare in stati di incantamento, in grado di implementare il coraggio, in grado di amplificare i sensi, in grado di giungere fino al parossismo, a quelle condizioni orgiastiche probabilmente non lontane da quelle in cui era immerso il suonatore itifallico, il bronzetto reperito a Ittiri, dal quale ha cominciato la sua relazione Giulio Paulis. Grazie. Io devo dire grazie a nome di tutti, una cosa estremamente interessante. Stavamo velocizzando perché intanto Frigerio, nella sala dove c'è il sarcofago delle Nereidi, si sta già mettendo, è un sopranista celeberrimo che ha la sua voce, fa musiche di castrati, quindi uno di pochi che è in grado di fare, quindi ci sono molte persone nel museo, come sapete, mentre lui canta, eccetera, la gente sta già circolando. Io sono molto ammirata e riconoscente sia al professor Paulis perché ci ha donato questa sequenza. E io, siccome ci stanno ascoltando alcuni launedisti e in modo particolare saluto il maestro il nostro custos civitatis, che non sta benissimo in questi giorni, ma insomma, vede mala non remoridi, esatto, e altri che stanno seguendo, perché alla fine, mentre anche se io non sono d'accordo con l'eccesso che alla Taranta hanno dato nel Salento, ma in effetti, come ci ha insegnato Ernesto De Martino, hanno alcune cose che si possono anche confrontare. È interessante una propria integrazione, una cosa che la dottoressa Paulis ci ha detto, cioè le cose che avvenivano dentro le chiese, le cose, così anche il professor Barrucco l'altro giorno, che di Bantine, ormai insomma stando molto a casa, assistendo la moglie, sta prendendo molti appunti sui suoi ricordi e partendo da Angius, che impressionato notò che Bantine, che è una frazione di Patada, dentro la chiesa, sopra il tappeto di Mote, i 4 tenori praticamente cantavano e ballavano nel morto e i patadesi che avevano fatto un salto in più probabilmente di emancipazione rispetto alle tradizioni li prendevano in giro come i macchi che si mettono a ballare, a cantare durante i funerali. In realtà c'è un filo rosso che stiamo iniziando a intravedere anche con queste attività che stiamo facendo sull'orizzonte del sacro, che parte dal nuragico, e siccome siamo nella sala che sarà dedicata a Barrecca, sia il professor Lilliu, cioè Gianni Ugas, che ne è appunto allievo diretto,
anche il professor Barrecca, sia nel bronzetto itifallico, che è un ermafrodita, insomma, cioè non è che il Museo di Cagliari ne è pieno di tradizione fenicio-punica di ermafroditi sacri, no? Quelli che provengono dal tempio di Esculapio di Nora, ad esempio, cioè c'è proprio. E allora lo sguardo sia di professor Lilio che di professor Barrecca rispetto ai bronzetti, rispetto ad alcuni bronzetti, era uno sguardo molto più ampio e più largo di alcune regressioni che in questo momento stiamo registrando, perché loro vedono esattamente proprio in quel bronzetto etifallico una componente riconducibile comunque al mondo fenicio. Adesso che ne sappiamo molto di più dei traffici e delle relazioni in tutto il secondo millennio e all'inizio, il primo quarto del primo, cioè tra la fine del bronzo e l'età del ferro, indubbiamente una rilettura di alcuni manufatti ha da essere fatta all'interno naturalmente di un ampliamento di senso verso altre discipline, come accadeva ai tempi di Ernesto De Martino, di Clara Gallerini all'Università di Cagliari. Adesso io penso che i musei autonomi, così come sono stati concepiti o peleggi, siano veri luoghi di ricerca. Pensate, e così poi andiamo al museo archeologico, pensate il salto da quando abbiamo visto le prime volte il museo egizio al punto in cui è arrivato oggi il museo egizio come laboratori di ricerca scientifica. Cioè attualmente ci lavorano 90 ricercatori e quindi con un ampliamento anche degli apparati didascalici ed espositivi su cui noi siamo indietro, perché le nostre didascalie sono imbarazzanti. Poi se andiamo nei musei locali, cioè ci sono anche errori ortografici. Quindi se non c'è nessun intervento, mentre Franco si è spostato come presidente degli Amici dei Musei, ha fortemente collaborato ad alcune cose, ad accogliere Frigerio. Se qualcuno vuol chiedere qualche cosa velocite a Giulio e a Susanna Paulis, che rivedremo altre volte comunque, siete pregati di farlo subito, altrimenti mai più. Gianni Ugas è così che dice, adesso io voglio, no, per ascoltare. E ti è piaciuto queste vocazioni sugli egizi? Cioè c'è proprio un retrogusto cipriota egizio. Esatto. Legame poi con le danze che si tenevano nella chiesa. Ma poi c'è un fatto, noi che abbiamo fatto alcuni studi, una certa generazione, sappiamo anche molto bene che i luoghi della mediazione tra chi arrivava da fuori e gli indigeni sono le strutture templari, dove noi abbiamo studiato profondamente con Torelli che cos'era la prostituzione sacra, che non è quello che si può intendere. La mediazione sessuale del sacro era molto sotto la dimensione del sacro, no? La stessa tutta l'epica dell'Enedi ci porta. Quindi io credo che letture di questo genere ci aiutino, Giovanni, anche a uscire a una dimensione, come dire, restrittiva della lettura di alcuni periodi della Sardegna, perché arriva l'orientalizzante, la del ferro, orientalizzante, entrano in scena i Fenici rispetto a tutto il mondo miceneo, è un'altra storia, però è interessante tutta la parte della fine dell'età micenea, che ancora dobbiamo così intravedere, perché questo discorso che inizieremo con la scrittura, con il linguaggio, sarà anche una cosa che coinvolgerà scienziati delle neuroscienze per capire come si formano i nuclei. E Giulio Pausi sarà il nostro Virgilio che ci conduce più di altri dentro gli scavi veri che sono quelli delle parole. Ok?
andiamo al museo perché ci vuol venire. Grazie, grazie.